Leopardi è evidente, non è un poeta, per me è grande filosofo, grande scrittore, un uomo straordinario, di un'intelligenza, un quoziente di intelligenza altissimo, ma proprio per questo lui è troppo pensiero. Per essere grandi poeti bisogna anche saper essere stupidi ogni tanto, e lui non riusciva proprio, scriveva in prosa e poi tagliava, andava a capo, facendo decasillabi, settenni, sono meccanici. Adesso voi direte, ma cosa dice quello stronzo, quello parlo? No, ci ho pensato, è una vita che leggo la poesia. Se prendiamo l'infinito, è una poesia di un filosofo. E come sono i versi? Sono sì degli endecasillabi, però gli enjambements sono meccanici, sono aggettivo, sostantivo, non creano nessuna emozione. Sempre che non mi fu questa moccole, questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte, io guardo, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quelle sovrumani, silenzio, profondissima quiete. Sentite invece un poeta vero, come usa l'enjambement. C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. Io vivo altrove e sento che sono intorno nate le viole. Ecco, questo è un poeta. Leopardi voleva essere poeta, lo voleva intensamente, è venuto a Milano, ha bussato alla porta del Monti. All'inizio Monti lo ha accolto gentilmente, poi si è scocciato di avere questo gobbo di 1,40 m che mangiava solo gelati in casa. E lui ha cominciato a parlare male di Monti, ma come prima vai dal Monti, no? Gli chiedi il parere, i consigli, e poi lo seppellisci. Monti è ancora seppellito sotto un giudizio malevolo e ingiusto che come una pietra tombale ci sta ancora sopra, e ha detto: poeta dell'orecchio e dell'immaginazione, del cuore in nessun modo. E questa è pura cattiveria.